Il piano casa ora è legge. Il Consiglio regionale, dopo un lungo ed estenuante dibattito, ha approvato le nuove norme per l'ampliamento delle abitazioni. 2 le novità fondamentali. Si potrà costruire anche nei centri storici, ma i comuni potranno intervenire. Per chi magari utilizza nuove tecnologie che portano al risparmio energetico si potrà fare addirittura un 40% di ampliamento. Questo significa andare incontro ai cittadini veneti, ma andare incontro anche alle nostre imprese e aziende che ora stanno lavorando molto sul piano casa. Semplificato anche l'iter burocratico per la presentazione dei documenti necessari per l'avvio dei lavori. È un progetto questo anche importante dal punto di vista della semplificazione del procedimento. Il cittadino avrà tempi certi, saprà quando fare la domanda, dove fare la domanda e il Comune avrà dei tempi precisi per rispondere alla domanda. Rispetto alla versione iniziale varata dalla maggioranza, il piano casa diventato legge è stato ridimensionato con la distinzione tra prime e seconde case e con il ruolo assegnato ai comuni che potranno intervenire sui centri storici con il meccanismo del silenzio assenso sulle prime case e con il silenzio diniego su tutti gli altri edifici. Fuori dei centri storici i comuni potranno stabilire delle regole di applicazione del piano casa entro il 30 novembre prossimo. Si tentava di intervenire in maniera selvaggia all'interno dei centri storici. Noi abbiamo evitato questo scempio attraverso un controllo molto importante che viene dato alle amministrazioni locali che possono, attraverso delibere di giunta e di consiglio, possono intervenire. Protagonista del dibattito consiliare Pietrangelo Pettenò della Federazione di Sinistra, che a colpi di emendamenti ha costretto la maggioranza a rivedere la versione iniziale del piano. Andava almeno ridotto il danno e quindi quello che ne è uscito ridà ancora ai comuni la possibilità di dire no ad alcuni interventi scellerati nei centri storici.